Ciao a tutti, oggi prepariamo le cotolette alla palermitana, che cotolette in realtà non sono, proprio perché non sono fritte. Sono ugualmente buonissime, deliziose, ma un pochino più leggere. Come avete visto, la lista di ingredienti è abbastanza breve. Innanzitutto parliamo del taglio di carne. A Palermo si usa il manzo, però anche il pollo e il maiale sono un'ottima scelta, io le preferisco, voi fate come preferite. Ricordate soltanto che la dimensione, lo spessore della fettina di manzo deve essere almeno mezzo centimetro per rimanere poi morbida. Partiamo da una marinatura: abbondante olio extravergine di oliva, un po' di limone, prezzemolo e origano, oppure prezzemolo o origano, come preferite. Hanno due aromi diversi, stanno anche molto bene insieme. Aggiungiamo direttamente nella marinatura anche il sale fino. Una volta che abbiamo sbattuto bene questo composto uniformandolo, mettiamo le fettine. Bisogna passarle nell'olio condito da una parte e dall'altra in maniera che ne siano ben impregnate. Lasciatele così per una 30 minuti coperte da pellicola per alimenti. In questo modo si insaporiranno e diventeranno anche più tenere. Vi dico subito che, come per molti piatti a base di carne, la cottura preferenziale è alla brace. Per chi non avesse la brace, la griglia. Detto questo, io vi suggerisco invece l'alternativa del forno, che è diventata molto comune anche da noi in Sicilia. Questo perché sulla griglia può capitare che, se la temperatura non è perfetta, la panatura si attacchi alla griglia, alla piastra, e quindi poi il risultato non sia perfetto. In forno questo non succede e verranno croccanti e dorate proprio come se fossero fritte. Per quanto riguarda la panatura, visto che non è una cotoletta, non c'è la classica panatura in farina, uovo e pane grattugiato. Qui si devono impanare le fettine ben umide di olio e limone direttamente in un composto a base di pane grattugiato, pecorino, origano, un pizzico di sale. Proprio il pecorino è la caratteristica distintiva delle cotolette alla palermitana, perché dà non solo un gusto particolarmente saporito, ma contribuisce anche alla croccantezza e alla doratura della panatura. È così che risulteranno alla vista, e devo dirvi anche al palato, proprio come se fossero fritte. Come vedete, basta prendere le fettine ben inumidite, passarle con cura nella panure a base di pecorino o pane condito, il famoso pane cunzato siciliano, pressando in maniera che aderisca bene. Abbondate, nel senso, la fettina deve essere veramente ben ricoperta. Poi adagiate le fettine su una teglia da forno, unta leggermente di olio. Se preferite farle invece alla griglia, ungete leggermente la griglia e, mi raccomando, mettete le fettine a griglia molto molto calda. Per quanto riguarda la cottura in forno, avviene a 200 gradi in forno ventilato per 10 minuti al massimo, rigirando le fettine a metà cottura. In ogni caso devono essere molto dorate all'esterno, croccanti, e all'interno ovviamente rimanere morbide e succose. Insomma, un'alternativa più sana e sicuramente più leggera delle cotolette tradizionali, anche se vi suggerisco di provare comunque quantomeno le cotolette fritte alla messinese, che sono fatte con una panure condita e particolarmente saporita. A questo punto seguitemi, se vi va, sul canale YouTube, trovate la ricetta con le dosi anche sul sito Siciliani Creativi in Cucina. Preparate una bella insalata di finocchi e arance per contorno e buon appetito. Grazie a tutti, ciao!